Dottore Contino, secondo appuntamento del Teatro dell'Efebo della rassegna del Teatro Classico e del Mito con 7 contro Tebe, con la regia della famosa Cinzia Maccagnani. Sì, è la seconda tragedia che rappresentiamo, fa parte delle 2 tragedie nel cartellone del Teatro Classico, dopo verranno gli spettacoli del Mito. È una tragedia molto interessante perché è sulla stessa linea dell'Antigone, i personaggi sono nello stesso spazio di Tebe e quindi molto intrigante, molto interessante, sempre nel rapporto del potere pubblico e privato, della vita e della morte, che è tipico delle tragedie greche. Speriamo di poter riempire il teatro quanto più possibile e poter così proseguire per il successo di questa iniziativa. La prima edizione è andata bene, diciamo che si spera ora nelle seconde, in un'offerta che farete ancora più completa. Sì, abbiamo avuto queste del Teatro Classico a cui teniamo molto perché è un prodotto che vogliamo poi proporre ai turisti e quindi cercare di creare delle situazioni che consentono anche una programmazione, così come avviene in altre destinazioni turistiche, al fine di incrementare la permanenza media. Ma devo dire che nel cartellone generale della stagione abbiamo già degli spettacoli sold out e valutiamo già di fare delle repliche prossimamente. Il prossimo impegno? Il prossimo impegno abbiamo sabato sera il rapimento di Proserpina, contiamo che il teatro sia sempre pieno e diciamo anche questa è una produzione interessante perché è una coproduzione del Teatro dell'Efebo. Un agrigentino che fa lo scenografo in questa manifestazione, ma abbiamo visto anche con l'Antigone, una bella esperienza, ecco, raccontaci qualcosa. Questo è il secondo anno che ho il piacere di lavorare con Cinzia Maccagnano e con Diddio come produttore. Devo dire che è l'occasione di tornare ad Agrigento, io manco da Agrigento con uno spettacolo da molti anni. E poi in questo posto in cui io credo di avere fatto uno spettacolo quasi 20 anni fa e ritornare qui è stato veramente emozionante. Cosa ti ispira alla scenografia delle rappresentazioni greche? Io in genere nel mio lavoro sono per l'essenziale, sono uno di quei pochi che ama togliere più che mettere, quindi mi piace la linea pulita, le cose semplici, infatti le mie scenografie sono più che altro delle piccole installazioni, quasi scultore, molto surreali, minime, che danno solo spazio a quello che è il testo. Simone, ecco, tu hai la parte del protagonista Sì. in questa rappresentazione teatrale di questa sera? Sì, sono Eteucle e questa tragedia, i 7 contro Tebe, possiamo parlare di una tragedia familiare, di una volontà di non lasciare mai il proprio posto, la propria città, la propria vita. E questo è uno scontro tra fratelli che hanno purtroppo su di loro una maledizione incredibile, che è la maledizione del padre che le perseguita, e questa maledizione farà sì che il fuoco tra di loro si accenderà talmente tanto che non riusciranno a trovare un punto di incontro, ma soltanto un punto di scontro, soltanto per piantare il proprio seme appunto nella città. E 7 contro Tebe è la difesa di quell'onore che però verrà strappato da 2 anime che non riescono più a parlarsi. E questo è veramente, ad oggi, diciamo che è molto contemporaneo, perché difficilmente adesso riusciamo a parlare con il prossimo, non si ascolta più. Ecco, questo è un punto di partenza per provare invece a riascoltare, con il cuore, con la testa e non solo. Il sentimento che trionfa? Beh, il sentimento che trionfa c'è un po' di tutto, c'è l'amore, c'è la rabbia e c'è la voglia di difendere la città, di difendere il cittadino e di difendere se stesso. Una valutazione su questo ambiente? Beh, questo ambiente è meraviglioso, è veramente, oggi lo guardavo al sole e già c'ha un'energia, c'ha una storia, gli odori, come si è modellato con il tempo, il vento ha modellato questa roccia che è fantastica, e questo ti fa capire come è così, tra virgolette, fragile, malleabile, ma resistente negli anni. Secondo me qui Agrigento ha fatto un lavoro incredibile e ha donato alla città, ha donato alla cultura
un posto che deve vivere negli anni come ha vissuto prima. Questo è importantissimo.